che sta arrivando e vince la gara della categoria cadetti. I scogli che scappano. Bravo. Preparare il pettorale. A tutti agli esteri. Ecco anche il secondo, questo ragazzo viene da Molinella, forse avrà gareggiato solamente in questa frazione, se qualcuno conosce il nome, volentieri potremmo anche citarlo, adesso glielo chiediamo. Bravo. Ti chiami? Bassin Hamza. Hamza Bassin, sì, lo vediamo spesso nelle gare domenicali, adesso arriverà Alessio Fabbri, che era al comando della categoria, chissà però se è riuscito a mantenerlo, forse no. E vola la colombella. Pettorale, grazie. E a tutti gli allenamenti quest'anno avete tutti, Ma quello che sì. Noi siamo fatti René Venturali e poi arriva Claudia Sgarbanti. Chiara, dico bene? Chiara Meneghini? Sì, bene. Prossime partite la categoria femminile allieve e tutte le categorie motori veterani femminili, senior veterani femminili. Alle 9.55 c'è Giulia. Quindi forse non ci saranno allievi da premiare. Categoria invece allievi maschili, primo Giacomo Antonioli con 52 punti, secondo Andrea Rendine con 36 e poi Andreoso e Filippo 33 e Andrello Giovanni 30, categoria... Ascolta, non avete fatto l'iscrizione, perché siete compagni, c'erano 15 iscritti, io ho detto, vabbè, se siete voi avete gli altri due. Avete fatto il mio nome? No, io no. Per Domenica più che altro. No, la stessa era nostra. Non l'ho mica ancora... Sì, sai che mi avevi detto per Sì, io lo sento, sì, facciamo. Sì. Dopo non verrò sempre tutte le domeniche. Adesso Mura Cross, sì. L'ultima gara di Steve, l'ultima gara di Steve. Sì. Lo stesso giro che fanno le punte per 3 volte nella prossima partenza. Allora per quanto riguarda la categoria allievi sarà il primo a transitare probabilmente Giacomo Antonioli. Oggi non vedo Marina Gorra, sì c'è Marina, sì, c'è anche oggi Marina Gorra, Chiara Damiani, Claudia Petri, bella lotta al femminile. Per gli allievi invece anche qui una bella lotta, Giacomo al comando, come è accaduto anche domenica. Poi ragazzi al passaggio, questo è Luca Andrella, bravo Luca, Rani Comacchio. Attenzione Giacomo Antonioli. Te lo do dopo il numero Giacomo, quando arrivi. Ti ho cazzo, dai. E Filippo Andreose. E poi Andrea Bertelli. Prossimo giro sarà più lungo. Ed eccola là la coppia delle due signorine che vanno alla grande, Marina Gorra e Chiara Damiani.
passata anche Claudia Petri naturalmente, poi Maurizio Patracchini e poi dietro Stefania Bonzagni, Sonia Rascati e ancora dietro Giorgia Minzoni, Valentina Maestro, Alessandra Viteri e poi ancora Laura Ragazzi, Maria Sgarbanti, Eleonora Roncaratti, Elena Bianconi, Mauro Bonzoni, Rossella Chiarelli, John Lapis. Allora, vediamo un po' chi è passato, Sara Scanavini, Gianna Piccova, Elisa Franciosi, Alessandro Vicentini. Ecco, lasciamo spazio alle persone che stanno correndo, grazie. Non ostacoliamo la gara come sta facendo ad esempio Bergamini. Passanti? Rimaniamo fuori dal percorso, stanno gareggiando, sono in gara queste signore, signorine. Il prossimo giro sarà più lungo di 2 chilometri. Bene, con piacere notiamo la presenza di Alfredo Bolognesi, che è stato anche assessore allo sport, se non sbaglio, del comune di Portomaggiore, è stato anche un valido podista e ormai ex di diverse cose, ma oggi è voluto venire a vedere lui che faceva parte del grande Correlabello degli anni d'oro. E invito gentilmente e anche non troppo gentilmente i concorrenti che sono... È pericoloso, dici? No, ma nessuno lo fa. No, dai. Arrivo, ragazzi. Hai trovato? Bravo. Andavo giocato lì. Beh, ma sta chi lì? Fatica a trovarla. Dai, che è il bigliettino da rec. Bravo Luca Alessandrella, ha vinto come potete vedere con un margine di distacco davvero esagerato. Ulivi per favore, Ulivi alla zona arrivo. Dai Giacomo! Dai Giacomo! Dai, grande! Grande Giacomo, sei un mito. Bravo Giacomo. Grazie. Guardate il peperone, ragazzi. Ma gli studia tutti Giacomo. È arrivato Giacomo Antonioli e Filippo Andreose. La vittoria è andata, vittoria davvero con largo margine a Luca Andrella della Nicomacchio, abbiamo visto le ultime gare, davvero una marcia in più, e poi Giacomo Antonioli e Filippo Andreose e Chiara Damiani.